1880. Nasce a Collina di Forniavoltri, per iniziativa del maestro elementare Eugenio Caneva, la prima cooperativa del Friuli Venezia Giulia. Nel 1890 le latterie sociali e cooperative del Friuli Venezia Giulia erano 30, nel 1901 erano 157. Nel 1960 sarebbero arrivate ad essere 652. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento la cooperazione cresce e nascono le prime casse rurali e le prime cooperative di consumo e di lavoro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la nuova Costituzione repubblicana valorizza il contributo del movimento cooperativo. In base all'articolo 45 della Costituzione, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità. Il movimento cooperativo cresce ancora, nascono nuove, importanti cooperative in tutti i settori. Anche nel settore agricolo si organizzano nuovi enti cooperativi in ambito vitivinicolo, cerealicolo, vivaistico e nei servizi agli agricoltori, contribuendo alla modernizzazione dell'agricoltura regionale. Le cooperative di consumo crescono e diventano l'importante realtà che sono ancora oggi. Le cooperative di lavoro e quelle elettriche daranno un importante contributo alla crescita dell'economia regionale. Nel 1978 Franco Basaglia crea proprio nella nostra regione, a Trieste, la prima cooperativa sociale d'Italia e del mondo. Nel giro di pochi anni, con la chiusura degli ospedali psichiatrici, quell'esperienza si diffonde capillarmente in tutto il paese. E nascono nuovi tipi di cooperative sociali, impegnati a rispondere a nuovi bisogni. Nel 1991 la legge 381 riconosce le cooperative sociali sia di inserimento lavorativo sia di servizio socio-assistenziali. Oggi la cooperazione sociale è uno dei pilastri sui quali si fonda il moderno welfare. Nuove forme di cooperazione si sviluppano anche a partire dagli anni 90, nel terziario, nella cultura, nel turismo. E, in anni ancora più recenti, cooperative sanitarie e cooperative tra professionisti. Oggi in Italia Confcooperative associa 18.000 cooperative con più di 500.000 addetti. In Friuli Venezia Giulia sono poco meno di 600 le cooperative associate a Confcooperative. Danno lavoro a 17.000 persone e producono ricavi per quasi 1 miliardo di euro. I soci sono 130.000, fra di loro sono sempre di più le donne. Oggi sono il 40% dei soci. La maggioranza degli occupati e circa 120 presidenti di cooperative sono donne. Le cooperative si modernizzano e investono. Il 35% delle cooperative investe in sicurezza informatica. Il 15% investe nei big data. Sempre maggiore è inoltre l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Il 40% delle cooperative valuta l'impatto ambientale dei propri investimenti. Confcooperative Friuli Venezia Giulia oggi è una realtà complessa che supporta le imprese cooperative della nostra regione attraverso molteplici servizi e iniziative. 1.322 revisioni effettuate sulle cooperative aderenti negli ultimi 4 anni. 68 pratiche di consulenza finanziaria seguite dal nostro sportello solamente nell'ultimo anno. 88 corsi di formazione per la sicurezza e HACCP. Lo sportello Appalti in 4 anni ha realizzato decine di seminari, contribuendo a formare più di 600 cooperatori in questa complessa materia.
l'Ufficio Educazione Cooperativa ha raggiunto 11.942 studenti in 4 anni. La cooperazione è oggi una forza solida e vitale che crea valore nelle nostre comunità, investe e costruisce reti. Ogni giorno cooperatrici e cooperatori lavorano responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità.